Rieccoci, Primus Inter Pares, consueto appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto ci facciamo anche un po' di pubblicità. Vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, quindi potete scrivere tutto quello che volete, ma vi ricordo soprattutto che al termine di questa prima parte, e dopo aver intervistato il dottor Pierluigi Pilati, avremo lo speciale dedicato alla Basilica del Santo, la parte interna, la parte religiosa, saprete davvero di quello che non avete mai visto, perché davvero ci sono delle cose molto curiose, il tutto in 4 puntate. Nella seconda parte di Primo Inter Pares questa sera fino alla vigilia di Sant'Antonio manderemo questo speciale, quindi seguitelo perché sarà davvero molto ma molto interessante. Allora siamo con il dottor Pierluigi Pilati, direttore del Dipartimento dello IOVE della chirurgia. Della chirurgia. C'è un direttore generale, c'è un direttore sanitario, direttore chirurgia, sono molto più bassi. Vabbè, direttore chirurgia, però speravo che i nostri telespettatori avessero compreso. Della chirurgia dipartimento, direttore dell'UOC delle vie digestive, dello IOVA di Padova Castelfranco. Giusto dire IOVA Padova Castelfranco oppure è la stessa cosa. È del Veneto, insomma, sarebbe. Comunque la mia sede è a Castelfranco. È Castelfranco, però sarebbe del Veneto, insomma, quindi sì, per quello che dicevamo all'inizio. Senta, ne parlavamo prima appunto delle domande abbastanza curiose. Lei è uno che ha partecipato a molti convegni a livello mondiale. Ecco, le altre nazioni hanno lo stesso diciamo, protocollo nostro, oppure hanno protocolli diversi, più avanzati, meno avanzati? Cioè lei va in America, negli Stati Uniti oppure in altri paesi del mondo dove ci sono questi convegni, oppure loro vengono qui? Ormai la chirurgia è simile? No, diciamo che per alcune neoplasie, per la maggior parte delle neoplasie, gli stessi protocolli che ci sono in Europa, e quindi Italia, Francia, Germania, Olanda, sono esattamente gli stessi che ci sono negli Stati Uniti, in America e in Giappone, nei paesi asiatici. Per alcune patologie, mi riferisco allo stomaco, diciamo c'è qualche differenza, nel senso che per esempio il tumore allo stomaco è stato molto più studiato nei paesi asiatici, quindi Asia, Giappone, Cina, e quindi praticamente loro hanno studiato di più questa neoplasia, parlo dal punto di vista anche chirurgico, e hanno messo a punto determinate tecniche che poi noi abbiamo, diciamo, tra virgolette, preso e magari modificato, parlo in termine tecnico. Però, diciamo, i protocolli di ricerca sono esattamente gli stessi. Esattamente. Adesso invece andiamo a parlare nelle operazioni, nelle sale operatorie. Allora lei entra, ovviamente c'è il paziente, opera, lei ha una certa esperienza, una volta operava, si apriva il corpo umano, usiamo un termine abbastanza semplicistico, si tagliava. Già lì quando uno taglia una lametta, io la prima volta che ha tagliato è svenuto, immagino, perché per vedere... La prima volta che sono stato all'operatorio era per un intervento... Una domanda, nei suoi interventi sono obbligatorie le trasfusioni oppure si riesce a fare anche senza trasfusioni di sangue? L'obiettivo è quello di cercare di fare l'intervento senza trasfusioni, perché la trasfusione praticamente, diciamo, ti abbassa le difese e quindi è meglio che il paziente si riprenda con le sue forze, non con forze che vengono introdotte. Quindi lei cerca ovviamente di non... Questo è un dato di fatto. Parallelamente in determinati interventi, cioè interventi di chirurgia maggiore, più complessi, è indispensabile avere del sangue a disposizione nel caso in cui dovesse essere necessaria una trasfusione. Ecco, allora torniamo, lei opera, una volta si operava, si apriva il corpo umano, ora oggi c'è una tecnica diversa, c'è la tecnica della laparoscopia, ci sono tra poco i robot, quindi lei non può operare addirittura seduto in un ufficio. Ci sono le tecniche. Sì, con i... Allora ci sono cioè un'evoluzione, cioè la laparoscopia, cioè ti consente di fare degli interventi, una grande parte degli interventi vengono effettuati per via laparoscopica, a pancia praticamente chiusa. Aspetti, le voglio fare la domanda e poi lei mi spiegherà bene. Nel fare questo c'è un passaggio che non può passare inosservato all'occhio del paziente o all'occhio della gente. Se un medico, mi chiedo, era abituato a operare aprendo il corpo umano, come può essere bravo ad operare in laparoscopia o con robot?
La seconda domanda, che è la conseguente della prima: oggi i medici nuovi imparano a operare in laparoscopia o imparano prima a operare aprendo il corpo umano, oppure imparano a operare operando in entrambi i casi, in operazioni tradizionali o in laparoscopia? Ho fatto una domanda No, no, corretta? perfetto. Allora, diciamo che a mio parere è molto importante che il chirurgo sappia operare sia da pancia aperta sia in laparoscopia. Però c'è una mano diversa, una sensibilità Sì, diversa. ma deve conoscere entrambi, perché praticamente deve conoscere esattamente quando tu lavori in laparoscopia cosa succede se tu fossi all'addome aperto. Io sono nato come chirurgo, diciamo, tradizionale, ad addome aperto, e poi dagli anni 90 ho cominciato l'approccio laparoscopico. Io preferisco l'approccio laparoscopico, però bisogna valutare sempre il caso specifico, quando praticamente l'approccio laparoscopico va mantenuto, quando conviene passare da un approccio laparoscopico a un approccio laparotomico, mentre la chirurgia robotica è l'evoluzione successiva, si assomiglia molto alla chirurgia laparoscopica. Cioè la differenza è che nella chirurgia laparoscopica tu sei davanti al paziente e operi non direttamente toccando con le mani i visceri e facendo l'operazione direttamente a contatto fra tu e il malato, cioè l'addome o il torace, ma indirettamente utilizzando degli strumenti che ti consentono di fare praticamente l'anastomoli, di portare via il pezzo, di congiungere, di portare via i linfonodi, e questo si fa praticamente con degli strumenti dal letto operatorio, oppure indirettamente utilizzando praticamente il robot. Cioè le braccia sono in questo caso meccaniche e tu Lei lo gestisci... usa già il robot? No, io ho fatto 2 corsi e sto aspettando, spero che mi arrivi il robot da utilizzare praticamente diciamo in parallelo alla chirurgia laparoscopica. Qual è la differenza del robot? Il robot praticamente ti consente di utilizzare questi braccia meccanico quasi come se tu avessi le mani, nel senso che fai movimenti a 360 gradi, per esempio quando devi passare dei punti o devi fare il congiungimento. Sì, ma delle deve avere operazioni. una manualità, insomma, deve imparare a È gestirlo. molto intuitiva, è come avere un joystick, è molto più intuitivo che spiegarlo. L'altra cosa fondamentale è che tu lavori non a contatto con il malato, quindi sei spostato di 4, 5, 6 metri e sei seduto, tranquillamente seduto, ti fermi quando sei stanco, non hai la mascherina e quindi sei più Senta, libero. una volta nelle sale operatorie, dottore, era molto facile prendere le infezioni. Oggi le sale operatorie hanno diciamo una garanzia sotto questo punto di vista altissimo, oppure anche oggi uno si deve preoccupare, dipende in che sala operatoria va, se al nord, al sud, in centro più o No, meno, io insomma. presumo che la sanità italiana sia a un ottimo livello, quindi cioè è molto difficile prendersi delle infezioni in sala operatoria, sia per quanto riguarda il paziente, sia per quanto riguarda l'operatore. Chiaramente il rischio non è pari a zero, ma si sta avvicinando allo zero, e secondo me le nostre strutture sono ad altissimo livello. Senta, lei in sala operatoria mi spiega un po' il suo staff, in quanti siete? Si cominciano di solito in 2 o 3 chirurghi a seconda della complessità dell'intervento e poi se ne aggiunge Scusi, un un quarto. termine, il capo chirurghi dei 3 chirurghi responsabili, in parole povere. Di solito comincia il chirurgo, diciamo, numero 2, aiutato da 1/2 chirurghi. Dopo entra il chirurgo numero 1 nella fase centrale dell'intervento. Cioè che lì c'è una... C'è una scaletta e dopo praticamente nella parte finale dell'intervento, quando c'è da controllare il sanguinamento e da chiudere l'addome, eccetera, di solito il primo chirurgo lascia la sala operatoria e il secondo e il terzo chirurgo concludono l'intervento. Ecco, una volta, tornando indietro col tempo, un chirurgo operava praticamente parecchie parti del corpo. Oggi ognuno è specializzato nel proprio ramo, quello al seno, quello al fegato, quello al pancreas, insomma, questa divisione vuol dire che ogni chirurgo è specializzato e conosce benissimo la materia. Secondo me questo praticamente ti consente di fare degli interventi di alta specializzazione, però
Io ritengo fondamentale, almeno nella mia equipe, interessandoci di diverse patologie oncologiche, cioè sia di esofago, sia di stomaco, sia di colon retto, sia di pancreas, io voglio che accanto al fatto che un gruppo di chirurghi si interessino specificatamente di un tipo di chirurgia, debbano anche conoscere il resto per avere una visione d'insieme. E quindi praticamente a me fa piacere che magari anche quello che si interessa solo di colon retto magari si lavi con me per fare uno stomaco Sì, o per fare un... esatto, conosce praticamente il Esatto. corpo umano, Dopo definiamolo chiaramente così, uno certo. si specializza più Nella parte nella propria, parte. nella parte propria. Senta, dottor Pilati, una cosa le devo chiedere. Per esperienza, perché è capitato, uno viene operato, esce dalla sala operatoria, ci sono gli assicuratori lì subito pronti, è andato bene l'intervento, vuoi che denunciamo l'ospedale, vuoi che denunciamo il chirurgo che ti ha operato se non è andato bene. La domanda mia è, la mia preoccupazione è che oggi un chirurgo non lo farà perché deontologicamente non è corretto, però può succedere che dica, ma chi me lo fa fare di operare un paziente quando rischio di andare in galera, che non ho nessuna responsabilità e che è in fin di vita? Cioè un paziente in fin di vita ha anche questa possibilità remota di aver sì che non venga operato perché dietro la porta ci sono gli aguzzini per via dei soldi e di tal tanto che cercano di rovinare la carriera. È una veduta sbagliata la mia No, secondo oppure... me non è una veduta del tutto sbagliata, cioè c'è il rischio che si arrivi a un eccesso di medicina difensiva, nel senso che tu devi tutelarti da possibili rischi e quindi praticamente c'è chi dice ma io non mi espongo tanto e per cui il paziente è ad altissimo rischio, ad alto rischio e quindi io preferisco ritirarmi e il paziente lo affido ad altri oppure cioè non me ne prendo direttamente cura. Questo è un rischio perché effettivamente fare interventi di chirurgia, tra virgolette, io la definisco spinta, coinvolgendo diciamo, delle strutture anatomiche che se vengono lese possono essere particolarmente diciamo, caratterizzate da complicanze fino alla mortalità del paziente, bisogna valutare rischio-beneficio Certo. e quindi in questo praticamente, in questa visione, Dico, visione di sé sto parlando bisogna... che il medico dovrebbe essere un po' tutelato un po' Anche di più del perché medico. secondo me una delle cose che ho visto in questi ultimi anni è che non esiste più il concetto che il paziente non debba guarire, cioè che la malattia non è più invincibile, cioè tu devi sempre portare fuori il paziente, non esiste la possibilità che qualcosa vada storto. Se qualcosa va storto, la colpa è sempre della struttura, del medico e questo secondo me è controproducente. Certo. Senta, un'altra cosa, dottor Pilati, a Padova c'è un'università molto importante dove si laureano moltissimi nuovi medici, però succede attualmente, cronaca di ieri, dell'altro ieri, di oggi, che ci sono pochi medici, allora la regione dice, beh, bisogna riprendere quelli che sono andati in pensione perché c'è un organico, appunto, ma è proprio così No, secondo difficile? me medici ce ne sono. Io ho fatto un concorso, abbiamo fatto un concorso in chirurgia generale e abbiamo avuto 52 colleghi che hanno superato brillantemente il concorso. Io direi ci sono alcune specialità che sono carenti di medici, di personale. Mi riferisco per esempio agli anestesisti, mi riferisco ai ginecologi, mi riferisco alla gente che fa pronto soccorso e siamo in carenza di queste specialità, ma non è tutto così. Per quanto riguarda il discorso di diciamo, riassumere persone i colleghi che sono andati in pensione, cioè da un lato bisogna riconoscere che queste persone qua vanno sempre tenute presenti perché hanno un bagaglio culturale molto molto importante Abbiamo le immagini di lei. e quindi praticamente bisogna tenere presente queste persone, questi colleghi, se sono di maestri di vita per la nostra attività. Dall'altro secondo me bisogna investire sui giovani, ce ne sono giovani, proprio bisogna investire sui giovani. Certo, per poter far sì che ci sia un Bisogna ricambio. vedere in futuro, bisogna Certo, puntare sul futuro. No? Senta, dottore, oggi una volta andavi in ospedale, ti curavano e rimanevi dentro un mese,
40 giorni, 30 giorni. Oggi proprio cercano di mandarti a casa in ospedale il più presto possibile, in qualsiasi reparto. A, uno, per i costi, o due, B, perché è cambiato anche il tipo di cura nei confronti dei pazienti. No, è cambiato sicuramente il tipo di cura, parliamo dagli interventi più banali. Perché tanti dicono, se lei passa per strada, va, mi hanno mandato a casa perché così libero un letto e costa meno. Beh, insomma, che la sanità costi molto è indiscutibile, costa tantissimo. Noi siamo a un ottimo livello di sanità in Italia, a mio parere. Contemporaneamente è migliorata di molto dal punto di vista la tecnica, è migliorata la cura dei pazienti, ti consente di fare degli interventi che prima prevedevano una degenza di 7, 8, 10 giorni, adesso ti consentono di accorciare la degenza a 4 o 5 giorni, quindi il paziente si rimette prima, sta meglio prima, per cui praticamente ben venga che vada, non è che si voglia mandare via. No, certo, è una domanda perché tanti poi si fanno anche questo quesito. Poi devo ricordare, lo ricordo ogni volta quando, perché ultimamente ovviamente per via della par condicio, per via delle elezioni che si svolgeranno domenica per quanto riguarda gli europei in certi comuni per i vari sindaci, ovviamente abbiamo cambiato il target, abbiamo invitato molti dottori, a tutti io dico, chirurghi più che dottori, anzi dottori chirurghi, a tutti dico che l'opera che fanno questi angeli è davvero un'opera straordinaria. Glielo dico a lei, glielo ho detto anche agli altri, dunque sono ripetitivo in questo, io credo che meritiate di più perché la disponibilità che date dalla mattina alla sera nei giorni festivi è davvero straordinaria e quindi io credo che davvero i chirurghi che lavorano nel nostro territorio, io parlo nel Veneto e soprattutto a Padova, davvero meritano qualcosina di più di quello che viene attribuito a loro, perché sembra un lavoro normale, no? Ma tanto hanno fatto il loro lavoro, non è proprio così, è un lavoro che salvano vite umane. Se delle volte lo faccio come esempio, visto che neanche un tifoso di calcio, certi giocatori prendono tipo Ronaldo, Messi 110-120 milioni all'anno per dare un calcio a un pallone, io credo che un chirurgo meriti molto di più di quello che viene dato loro in questo momento, è un mio modesto pensiero. Andiamo in pubblicità, poi abbiamo l'ultima parte tra poco.